Anteprima Vinitaly, che è la più grande manifestazione nazionale e internazionale del mondo di vino a Verona, mi ha portato qui. Siamo venuti a trovare l'azienda Conte Artemis Maniago qui a Butrio, e come sempre con me ho sempre Francesco Spitaleri, perché è un figlio d'arte, perché tuo papà era nel campo del vino e anche tu naturalmente porti avanti. Ecco, le premesse di questo Vinitaly, cioè dopo la pandemia, l'anno scorso si è aperto, ma insomma con cautela, e invece quest'anno le premesse come sono, secondo te? Ma dovrebbero essere il ritorno finalmente alla condizione normale, cioè una fiera che viene subito dopo il Provine, quindi che ha coperto, diciamo, la parte del nord Europa, e la fiera importante per tutta questa parte d'Europa, con arrivo anche dall'Asia, dagli Stati Uniti, eccetera, finalmente con libertà di viaggiare abbastanza uniforme, perché prima portavamo dietro qualche strascico di qualche paese che ancora aveva difficoltà. Quindi dovrebbe essere il ritorno al vecchio... C'è la famosa ressa, uscire dai parcheggi dopo 40 minuti, cioè tutta sta roba. Quelli sono gli aspetti meno graditi. Sì, noi li possiamo trovare noi, sempre al solito posto, là nell'angolo, con l'uscita a sinistra. 6 a 6, che è facile da ricordare, quindi padiglione 6, dello stand a 6, e quindi... Per forza di cose devi portare l'annata, insomma, no? Sì, beh, oppure porti le tue riserve, no, del Conte e compagnia. Facciamo l'uno e l'altro, perché comunque il Vinitaly rimane per alcuni nostri clienti uno dei pochi contatti che abbiamo diretti vis-à-vis durante l'anno, quindi fargli toccare l'annata che sta per uscire è uno dei pochi momenti in cui possiamo farlo direttamente, e quindi approfittiamo di questo portando la nuova annata. Poi con chi invece ormai ci conosce, quasi ci acquista a scatola chiusa perché è un cliente ormai fidelizzato, portiamo qualche annata particolare, qualche cosa un po' più così, proprio da assaporare al di fuori del contesto commerciale. Quindi facciamo entrambe le cose. Per dire dove si può arrivare con il vino, no? Questa famosa, dove si può arrivare? Dove il Friuli può andare, perché tante volte c'è questa gara all'ultima annata, ma in realtà il Friuli ha da offrire moltissimo proprio nella capacità di dare vini molto longevi, e quindi è giusto far assaggiare anche annate che non sono così recenti. Ecco, il Vinitaly vi dà la possibilità di trovarvi, no, colleghi, voi ne parlate, tutte queste cose qua, però è soprattutto una cosa, cioè tutti hanno cercato di puntare sull'e-commerce, no, di vendere i vini però alla fine la gente vuole venire a vedere se c'hai la campagna, come vinifichi, no? Stare un po' insieme, anche magari se hai la possibilità di farli soggiornare. Ecco, non ha attecchito molto l'e-commerce con il vino. Funzionano anche gli e-commerce, ci sono siti che ormai sono diventati una cosa d'uso comune, soprattutto nelle generazioni più giovani, che fanno un uso anche per il cibo, per farselo portare a casa, eccetera, eccetera. Però il vino ancora è una cosa di guardarsi negli occhi davanti a un calice, di parlarne L'emozione, assieme. no? L'emozione. Sì, è una cosa veramente di trasmettere la passione che uno ha del proprio lavoro alla persona che assapora il vino e che vuole conoscere. Quindi anche clienti che abbiamo conosciuto tramite fiere, magari hanno fatto il primo acquisto così legato alla fiera, però poi sono voluti venire a vedere. A toccare con mano. Sì, a toccare con mano. Bene, allora ricordatevi, Conte Alberto d'Artemis al Vinitaly, sempre solito posto, andatelo a trovare, perché qui ci sono vini di grande eccellenza friulana.